Siamo a Messina alla stazione marittima, qui di fronte alle navi traghetto, con Maxi Dio di Niscemi che ci parlerà del territorio di Niscemi e di Gela e di tutta questa situazione che riguarda non solo le antenne ma anche la raffineria di Gela. Salve a tutti, andremo a parlare di tre zone molto importanti per la Sicilia, sia per quanto riguarda la produzione proprio e la raffineria del greggio, e quindi Milazzo con i suoi 10 milioni di tonnellate annue, e poi passiamo per Melilli che ne fa altrettanti, così come Priolo ed Augusta, e anche Gela. Però a differenza di Gela, le altre quattro, diciamo, che abbiamo citato, cioè Milazzo, Melilli, Priolo ed Augusta, raffinano solo petrolio proveniente dal Medio Oriente, mentre Gela proprio raffina il petrolio siciliano, il greggio siciliano, cioè quello che contiene zolfo. In tal caso dobbiamo dire che la raffineria di Gela è l'unica tra queste 5 raffinerie ad essere abilitata proprio al raffinamento di questo particolare greggio che è quello siciliano. In considerazione a questo fatto dobbiamo dire che proprio il petrolchimico di Gela è il più pericoloso in realtà, ed è collegato a Niscemi questo fatto, anche perché la diga sottostante a Niscemi, proprio anziché essere utilizzata per portare acqua alla popolazione niscemese e quindi al comprensorio niscemese, viene fatta defluire nella raffineria del petrolchimico di Gela. Mentre per quanto riguarda l'acqua e il fabbisogno del popolo, sia Gela che Niscemi sono uniti da queste sorta di dissalatori che portano acqua sia alla popolazione di Gela, in questo caso, che a quella di Niscemi, ed è un po' una contraddizione questo fatto. È una contraddizione, ma non troppo, perché dobbiamo dire anche che con l'acqua salata non si può distillare, non si può raffinare alcunché, quindi ecco spiegato il motivo per la quale alla popolazione inviano l'acqua dissalata, mentre per raffinare il petrolio usano proprio l'acqua della diga. Inoltre dobbiamo dire anche che questa parte della Sicilia... Scusi, là ci fa ombra. Questa parte della Sicilia, diciamo, questa suddetta parte della Sicilia produce proprio per dimensioni, supera tutti nella produzione proprio di greggio. Possiamo anche dire che in relazione proprio al territorio, la distribuzione del greggio che avviene in Sicilia, e quindi il raffinamento del greggio, non esiste in nessuna parte del mondo, Iraq compreso, Iran e tutti i maggiori, Arabia Saudita e tutti i maggiori produttori di greggio. Quindi questo ci riporta a quello che interessa a noi, che è il fattore proprio dell'inquinamento. Potete immaginare 50 milioni di tonnellate annue di greggio, raffinarle cosa comporta proprio in termini di inquinamento. A tal proposito dobbiamo dire che a Gela è nato un movimento che si sta occupando della salvaguardia del territorio, quindi un Noeni. E dobbiamo anche dire che purtroppo ultimamente, oltre alle tante malformazioni che si sono viste in merito alle nascite, è nato proprio l'ultimo bambino purtroppo malformato, che è molto simile a una rana. Tutte queste malformazioni, siano esse di fattore fisico o proprio di fattore di conformazione fisica, sono dovute chiaramente a questo tipo di inquinamento. Poi ricordiamo anche che quando c'è la brezza che spinge da sud verso nord, anche Niscemi è coinvolta in questo tipo di inquinamento, e quindi di polveri sottile, che praticamente sono rappresentate dallo zolfo, che viene direttamente immesso nell'aria, e quindi trasportato dalle correnti anche a Niscemi. Quindi oltre
a riceverlo Niscemi l'inquinamento di Gela lo restituisce anche con le 46 antenne NRTF e in collaborazione con Melilli, Priolo, Augusta e Milazzo vanno a formare quello che potrebbe tranquillamente definirsi un rombo, un rombo di morte, dove le persone che sono al centro chiaramente e le persone che sono al centro sono tantissime, sono soggette proprio a questo tipo di avvelenamento selvaggio che piano piano divora e crea malformazioni infantili e quant'altro di peggio ci possa essere in termine proprio sanitario. Inoltre dobbiamo dire che a Gela non vi è uno studio epidemiologico per quanto riguarda le malattie provocate proprio dall'inquinamento del petrolchimico e non vi è mai stato e non c'è un censimento delle morti e adesso si capisce perché quindi chiaramente il danno è veramente troppo e quindi vedendo proprio la conformazione di questa cartina ci possiamo rendere conto in effetti in quale situazione devono sottostare le popolazioni limitrofe e circostanti che vivono in questo rombo. Grazie dell'attenzione, spero che sia servito a svegliare un po' di coscienze. Grazie Max. Grazie a voi.